Ci sono voluti 22 anni, firmano Regione, Comune, Provincia, Università e Azienda Sanitaria di Padova. Indietro non si torna, proclama il presidente del Veneto Luca Zaia a Palazzo Balbi, sede della Giunta a Venezia. Entro novembre il sigillo del notaio sulla cessione gratuita di quasi 514.000 metri quadri di terreni comunali. Lì, a San Lazzaro, Padova Est, sorgerà il nuovo policlinico universitario. L'ospedale Giustinianeo verrà ristrutturato restando dentro la città. 2 presidi, visione unitaria. Polo della salute, policlinico universitario, che sia una grande istituzione di ricerca, insegnamento e soprattutto cura dei malati, con l'ambizione di essere un punto di riferimento non nazionale ma internazionale della sanità. Il disegno deve essere uno. Sicuramente occuperemo gli spazi e terremo in funzione nella sede di via Giustiniani di edifici che oggi hanno la qualità migliore anche dal punto di vista strutturale, accanto ai nuovi, vedi pediatria, che stiamo realizzando e che dovremo realizzare da qui ai prossimi 10 anni. Loro parlano di 3 anni di carta e 7 anni di lavori. Io penso che siano un po' troppi. Sarà cura mia personale, ogni tanto faccio un po' di stalking. Luciano Frost purtroppo ha il suo numero di telefono cellulare, per cui deve darsi una mossa e fare presto. 1.800 posti letto equamente spartiti, 600 milioni di lavori. Niente project financing che fanno soffrire le amministrazioni e i cittadini. Ma assolutamente no, noi cercheremo una forma di finanziamento mettendoci soldi propri della regione, magari fondi comunitari, fondi nazionali, ma si fa, questo ospedale si fa, il problema oggi non sono i finanziamenti.